Carissimi telespettatori, ben ritornati. Come ogni venerdì noi abbiamo i nostri ospiti protagonisti, lo SPI CGIL. Vi presento subito gli interlocutori odierni. Ben ritornata Rita Turati, segretaria regionale generale dello SPI CGIL del Veneto. Grazie di essere qui. Ben arrivata anche Daniela Argenton, che è della segreteria generale Rovigo SPI CGIL, e Antonio Bolognesi, segretario SPI Rovigo, a parte sociosanitaria. Allora parleremo cos'è la contrattazione sociale, perché dirlo tanti di voi magari arricciano il naso e non ce ne capiscono molto. In realtà è un aspetto molto importante che riguarda tutti quanti noi indistintamente, che siamo lavoratori, che siamo pensionati, però diventa estremamente delicato per chi invece è un pensionato, perché ci sono tanti aspetti. C'è la riqualificazione e rivalutazione delle pensioni, c'è il potere d'acquisto, c'è la difesa del reddito, ci sono tante componenti sociali, assistenziali, sociosanitarie, reddituali, insomma piccoli aspetti che in realtà fanno una massa critica importante nella pensione che viene percepita, oppure nel reddito nei casi dei lavoratori. Questa contrattazione sociale deve essere continuamente controllata, vista, rivista, contrattata tra le parti sociali, ovvero i sindacati, nella fattispecie la SPI CGIL, e la parte governativa, che altrimenti si muove per conto suo e non ne tiene tanto conto. E ormai da un bel po' di tempo non se ne tiene tanto conto e le conseguenze si sono viste purtroppo. Cosa è successo? C'è stato un convegno molto interessante a Rovigo in modo particolare, che ha preso in esame questa situazione, analizzando anche altri aspetti relativamente all'area del Polesine. Però noi cercheremo magari di volta in volta di affrontare vari territori provinciali. Abbiamo fatto Treviso la settimana scorsa, adesso ci spostiamo a Rovigo e vediamo che cosa succede. Inquadriamo la situazione, Rita Turati, perché è molto interessante e anche spigolosa. Sì, è anche difficile da spiegare, perché io ho cercato di semplificarla, sì, ma, no, ma tu è dura. Sei più brava di me a spiegare, perché sei abituata ai mezzi televisivi. Allora, provo a spiegarla così. La contrattazione sociale è una pratica, è un modo di rappresentare i bisogni, in questo caso dei pensionati ma non solo, dei cittadini, che non ha un riferimento legislativo, no? Non è come il contratto collettivo di lavoro delle categorie, dei meccanici, dei tessili, che ha un riferimento addirittura all'interno della Costituzione, il famoso articolo 39 della Costituzione. Quindi questa pratica non c'è. Oltretutto la contrattazione sociale si svolge normalmente nel territorio, con un territorio che varia di volta in volta, o a livello regionale o a livello provinciale o addirittura a livello nazionale, con una differenza, e cioè che il governo può fare degli accordi con noi, per esempio sulla previdenza, come è successo il 28 di settembre, ma poi questo accordo, anche se lo sostiene in Parlamento, può succedere che i parlamentari glielo boccino. Quindi la sovranità, diciamo così, di questa contrattazione sociale ai vari livelli rimane di chi amministra ai vari livelli, e non avendo dei riferimenti normativi è una cosa che ti devi conquistare di volta in volta. Io per semplificare la dico così, la dicevo così anche a Rovigo. Noi come sindacato dei pensionati facciamo molta tutela individuale, no? Leggiamo le buste paga, aiutiamo i pensionati a risolvere tanti problemi, interveniamo sui diritti inespressi, eccetera. Ma come li rappresentiamo collettivamente? Attraverso i confronti a livello nazionale sulla previdenza, ad esempio. Che sono aperti ancora. Ecco, oppure il tavolo, che è un altro aperto, sulla non autosufficienza, perché noi continuiamo a rimanere uno dei paesi europei che non ha una normativa, nonostante il processo di invecchiamento che c'è, ma li rappresentiamo anche a livello decentrato, secondo livello, come si dice, no? Nelle aziende, per noi l'azienda qual è? Se devo rappresentare te persona o la tua condizione di pensionato, è il livello territoriale, comune o aggregazione dei comuni, quello è il mio interlocutore, oppure, siccome il mio riferimento sono i diritti della persona, i diritti sociali e costituzionali, la salute, ad esempio, chi è il mio interlocutore? È l'azienda sanitaria, il distretto, la casa di riposo, cioè coloro
che istituzionalmente hanno il compito, il dovere, la responsabilità di darmi delle risposte. Sì. Quindi la contrattazione sociale è questa, non me la regala nessuno e ogni anno me la devo conquistare sul campo. E per noi appunto l'obiettivo è quello non solo di allargarla anche in Veneto, e in Veneto l'abbiamo allargata moltissimo. Possiamo vedere delle slide magari. Ecco, per sì. esempio ce ne avevo portato una slide, se la regia, eccola lì. Adesso sarebbe stato più carino e corretto fare la somma, però si vede che per esempio su 579 comuni che ancora abbiamo in Veneto, noi per esempio quest'anno siamo riusciti a fare degli accordi, dei verbali con 138 circa, 137 comuni come organizzazione sindacale, e la facciamo come SPI promossa dal sindacato dei pensionati unitariamente, SPI, FNP, UILP insieme a CGIL, CISL, UIL. Quindi lì è divisa purtroppo fra verbali e accordi, e che è troppo complicato. Ecco, per semplificare a chi ci ascolta, cosa vuol dire che avete fatto degli accordi con i comuni? Esatto. Cioè, che cosa implica questo? Questo implica che noi abbiamo, come lo rappresenti tu, il cittadino, il pensionato in questo caso, no? Vai a verificare quali sono i bisogni che ha prevalentemente, quindi provi a leggere il contesto. Dopo, quando si parlerà di Rovigo, vedremo fuori, no? La povertà, dove sono collocati i pensionati, quanti sono gli anziani, sto parlando sempre della mia rappresentanza come sindacato dei pensionati, quanti sono, che tipo di servizi ci sono, come avviene la tassazione a livello locale. Io posso incidere? Siccome non riesco a far cambiare parere al governo centrale sul fatto che abbiamo un sistema di tassazione nazionale che è iniquo, profondamente iniquo, provo a fare delle azioni a livello locale, e tante volte, come vedremo dopo, ci riusciamo. Quindi gli accordi con i comuni li facciamo prevalentemente sul sistema di tariffazione e di tassazione locale, definendo delle tasse di esenzione per pagare le varie tasse locali, oppure anche di esenzione per pagare le rette, no? O pagare diversamente, diciamo, in modo proporzionale anche le rette delle case di riposo, ad esempio. Quindi interveniamo sul reddito e proviamo ad intervenire anche sulla spesa sociale. Per esempio in questi comuni qua, nella maggioranza, andando a vedere gli accordi, la cosa che salta fuori è che tutti si sono impegnati a non abbassare la quota di risorse del loro bilancio sulla spesa sociale. Allora, il nostro problema è farla sapere ai cittadini che noi ci muoviamo, perché sennò le persone non sanno assolutamente nulla. Che è reddito, sono servizi che se non intervenissimo su questo saremmo messi ancora peggio di quanto non lo siamo messi. Abbiamo bisogno di loro, perché per fare la contrattazione sociale c'è bisogno di partecipazione. Allora, sono solo 138, dicevo prima, grosso modo i comuni, su 579. Questo crea una differenza. Cioè, dove non c'è stata la contrattazione, quindi in questa massa? Decide il Consiglio Comunale, decide la maggioranza. E perché non c'è stata la contrattazione? Cosa è successo? Perché in questi, le motivazioni sono tante, siamo più deboli noi, e questo è un problema. Perché devi arrabbiarti, te la devi conquistare ogni volta. Si dice il conflitto, che non vuol dire necessariamente sciopero, no? Se io ti faccio, partono tutti gli anni le richieste di incontro, come sta succedendo anche a Rovigo, poi diranno meglio loro, ai sindaci, dicendo: guarda, noi abbiamo rilevato che la situazione economica, finanziaria, eccetera, dei cittadini del tuo comune è messa così, secondo noi ci sono delle priorità da affrontare, noi abbiamo delle proposte da farti. Ci rispondono, alcuni non ci rispondono, fanno finta di niente. Allora, se noi fossimo forti, unitari, no? Con davvero alle spalle quella comunità lì, diremmo: no, aspetta un attimo, adesso veniamo sotto il tuo comune con tanto di cartello, chiamiamo le televisioni, eccetera, e diciamo che noi vogliamo fare, insomma, un minimo di confronto, perché tu devi governare col consenso della cittadinanza e noi rappresentiamo una bella fetta. E questo è un primo problema. Il secondo problema però è che purtroppo ormai anche nel nostro paese, ma direi più in generale, si è affermata l'idea che chi è al comando, che sia il Presidente del Consiglio, che sia il Sindaco, che sia il Governatore, anche per le modalità con cui vengono eletti, perché ci sono state delle modifiche elettorali, non sempre
danno conto delle scelte che fanno i cittadini. Abbiamo visto in altre puntate la riorganizzazione della sanità che c'è stata in Veneto e di quante lamentele ci sono state perché non c'è stato il coinvolgimento della cittadinanza, neanche delle loro rappresentanze sindacali, ma non solo. E quindi è un questo è un bel esercizio di democrazia. Io rimango convinta che questo tipo di contrattazione, anche per i risultati economici che porta, perché se incominciassimo davvero a fare i conti di ciò che portiamo a casa e stiamo incominciando a farlo, capiremo che quello che portiamo a casa ha una valenza almeno analoga a un rinnovo di un contratto collettivo di lavoro. Ecco, però esiste l'ANCI. E quindi bisogna che ci venga riconosciuto. L'ANCI non ci ha ancora convocato, dovremmo decidere che cosa fare, per esempio. Perché l'ANCI rappresenta, diciamo, una massa un po' più critica, non totalitaria, però insomma critica. Quindi. Poi è vero purtroppo che in Veneto, non solo qua, ma in Veneto in particolare, tutte le rappresentanze regionali contano abbastanza, ma c'è una fortissima autonomia locale, per cui sarebbe importante, e noi abbiamo chiesto alla Pavanello di incontrarci già 2 anni fa. Questi incontri non si sono fatti, c'è stata una disponibilità, però di fatto abbiamo sottoposto anche delle proposte, non c'è stata la sottoscrizione di nessun accordo e quindi non c'è stato un impegno in questo senso da parte dell'associazione regionale. Adesso lei è in campagna elettorale perché si ricandida, vedremo che cosa succederà dopo le elezioni amministrative. Ma questo è un punto. Se posso aggiungerne un ultimo, è questo. Io sono la segretaria regionale dello SPI, CGIL, e quindi il livello, come dicevo prima, di confronto istituzionale c'è appunto a livello nazionale col governo, c'è a livello locale con tutte le istituzioni che ci sono. Il mio compito sarebbe quello di avere appunto confronti con il livello regionale, con Zaia e la sua giunta, sui temi che mi interessano. E lì è complicatissimo, perché come abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione, non c'è un tavolo di confronto strutturato con la giunta regionale sui temi che a noi stanno particolarmente a cuore. Con l'assessore sociale, esatto. C'è stata un'apertura, no? Esattamente. E quindi noi abbiamo per esempio posto in evidenza 2 priorità che per, diciamo, la rete di offerta dei servizi regionali per gli anziani sono determinanti dal nostro punto di vista. Una è la riforma delle case, le IPAB cosiddette, le case di riposo pubbliche, la rete pubblica delle strutture di casa di riposo, e noi siamo rimasti davvero l'unica regione, l'ultima regione in Italia che non ha fatto la riforma. E facendo così noi stiamo mandando allo sbaraglio, perché sono anni che non interveniamo su questo sistema, che non si aumenta la quota sanitaria per sostenere queste strutture, siamo fermi al 2007-2008 con le quote che vengono riconosciute alle case di riposo, non solo, ma se andiamo a vedere anche il rapporto che ci deve essere fra paziente e operatore sanitario, siamo fermi addirittura ad anni prima, all'inizio degli anni 90, e nel frattempo queste strutture, come abbiamo detto tante volte, si sono trasformate in interventi sanitari, sono le lungodegenze nuove purtroppo, no? Quindi avresti più bisogno di operatori. Ecco, allora adesso su questo si è aperta, diciamo, l'audizione, perché non c'è un tavolo di confronto con gli assessorati, né con la Lanzarin e né con l'assessore Coletto. Si è aperta l'audizione in consiglio, in 5ª commissione, quindi ognuno di noi è andato, stanno finendo adesso, a raccontare come la pensano rispetto alla proposta che Zaia fece fin da quando si candidò, perché fu una delle cose che lui propose. Noi siamo molto preoccupati perché il rischio, per come è scritta la proposta di Zaia, è che tutto il sistema diventi privato e quindi non ci sia più, diciamo, per questioni di costi, perché se tu non investi e non definisci, diciamo, alcune regole per mantenere pubblica almeno una parte di queste case di riposo
per problemi economici e di concorrenza queste si privatizzano, ovviamente scaricando sul lavoro, perché quelle dove sono pubbliche il contratto collettivo è quello della sanità, no? Dalle altre parti invece sono contratti della cooperazione sociale, eccetera, eccetera, che sono molto più bassi. E l'altro punto per noi fondamentale è quello dell'invecchiamento attivo. Allora, come dicevi giustamente prima, con la Lanzarin c'è stata un'apertura importantissima. Sull'invecchiamento attivo, che è la parte, diciamo, sulla prevenzione, sulla, diciamo, la valorizzazione degli anziani come protagonisti anche, no, del bene della collettività, insomma una buona legge che dovrebbe mettere in rete tutto ciò che già si fa adesso e quindi fare massa critica e valorizzare gli anziani, siamo riusciti a sfondare e abbiamo fatto un accordo importante che ha dato vita ad una legge che noi difendiamo e sosteniamo. Sulle case di riposo no. Proprio le case di riposo che sono le case il di riposo, tormentone. No. Quindi diciamo così, adesso il punto è che entro il mese di marzo entrambe queste leggi dovrebbero avere il via e passare in Consiglio regionale. Allora, mentre da un lato noi sosterremo anche nei confronti dell'opposizione, ma penso che non, insomma, anche se è una legge della maggioranza, se è una buona legge, l'opposizione in Consiglio dovrebbe sostenerla, no? Quindi spero proprio che non ci siano bastoni fra le ruote, ma se non ci ascolteranno rispetto alle case di riposo, io penso che noi dovremmo fare delle azioni. Quali? Non te lo so dire, ma se non ci ascoltano, appunto sempre per la ragione difficile che ho cercato però di spiegare prima, che nessuno ci regala niente, no? Il confronto con le istituzioni è una cosa che tu ti devi conquistare sempre. Ecco, qual è il punto fondamentale, proprio perché lei riesce ad essere molto sintetica sulle case di riposo, che ne abbiamo parlato anche per carità la settimana scorsa, 2 settimane fa, però per centrare su che cosa puntate voi? Noi puntiamo su 2 o 3 cose. La prima è che c'è una concorrenza sleale perché le strutture pubbliche costano oggettivamente di più, non solo perché il contratto di lavoro pubblico costa un po' di più, ma poi lì insomma ci si mette d'accordo, perché se andiamo a vedere tutti gli emolumenti alla fine non è così. Il problema vero è che le IPAB pagano hanno una tassazione molto più elevata che non le strutture private, cioè pagano, se adesso l'IRAP all'8 e non mi ricordo qualcosa, oltre l'8%, mentre quelle private sono attorno al 3 più o meno, grosso modo, circa il 3%. Adesso non ce l'ho con me purtroppo. No, ma proprio nella sostanza, perché dopo le persone... Guarda che sono milioni, sì. E quindi questo vuol dire... E questo vuol dire che le strutture private, ancorché ne affanno anche loro, sì, perché non sono messe bene per le ragioni che ti dicevo prima, prova a immaginare le strutture pubbliche, lo sono ancora di più perché pagano un sacco di soldi di tassazione. Allora, dove c'è stata la riforma, dall'Emilia Romagna, ma la stessa Lombardia, in altre regioni, una delle cose su cui si è intervenuti è proprio stata questa. Se vogliamo fare la concorrenza, noi intanto diciamo che le IPAB debbono rimanere pubbliche, perché ci vuole un governo pubblico dell'accesso e tu lo puoi fare se hai, diciamo, insomma, una consistente numero di strutture pubbliche e non solo private, ok? Ma se tu le vuoi mantenere devi almeno partire con gli costi analoghi fra le due. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che noi diciamo e su cui stiamo insistendo e su cui c'è discussione è che queste strutture, siccome sono molto piccole, adesso te la stringo così, noi vorremmo che si aggregassero per ridurre i costi e vorremmo che diventassero davvero, si trasformassero in centri e servizi per gli anziani, e cioè chiavi in mano dall'assistenza domiciliare al modulo per l'Alzheimer, cioè tu devi diventare punto di riferimento per tutte queste tipologie. Strutture più aperte, insomma. Allora c'è un problema di soldi, di riorganizzazione, di visione del sistema che oggi non c'è. Dentro alla proposta di Zaia si dice sempre
a costo zero e tu a costo zero non fai delle riorganizzazioni di questo genere, e anche perché, ribadisco, il personale che ci lavora ormai è stressato forte, hai capito? Tu quindi delle assunzioni devi farne. Quindi queste due sono le due cose. Su una noi abbiamo avuto un buon rapporto che ci sta portando, speriamo, dei risultati entro marzo, sull'altra è possibile che si apra, se non ci ascoltano, un conflitto. Questa è la contrattazione sociale, capisco che è una cosa complicata, ma insomma noi stiamo... No, ma spiegata in questi termini, un cittadino capisce l'importanza, senza la quale altrimenti diventa difficile, insomma ci vuole sempre un equilibrio delle parti. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo insieme perché vediamo anche il territorio di Rovigo.